Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Ioc, benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia Mantova, sfida valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A. Si comincia, primo possesso a favore del Mantova. Paulinho contro Bocao, perde il pallone, Bocao centralmente, Leleco! 1-0 Mantova, il vantaggio della formazione ospite dopo 1 minuto e 54 secondi di gioco. Lo avevamo detto, il Mantova era partito alla grande e ha sbloccato il match. È uno schema, ha cercato Paulinho, ricordi a dire di no sulla conclusione di Paulinho. Parrell con il tacco, gran palla per Cabeza che si accentra, Cabeza, gran giocata! Gol fantastico, il raddoppio del Mantova con la giocata di Cabeza, 2-0 al Pala di Fiore. Questo fallo laterale, anzi no, Renghifo, poi Barra si gira in area e accorcia le distanze. Federico Barra, grande giocata, il Lido è sul -1. Gol fantastico di Barra, lavoro perfetto da pivot e Barra accorcia le distanze. Profondità, Poletto in area di rigore contro Di Ponto, Cutrupi salva sulla linea, vuole puntare Cabeza, le finte del 14, se ne va, pallone in mezzo, Paulinho si presenta così ai suoi nuovi tifosi, 2-2, parità ristabilita. Prima partita, primo gol, Paulinho, bomber vero, 2-2 al Pala di Fiore. Il 10 a battere, pallone in mezzo, arriva il gol di Esposito, la ribalta il Lido, 3-2 al Pala di Fiore, Matteo Esposito. Un'altra palla inattiva, battuta alla perfezione e il Lido avanti per la prima volta in questo match. Dimas pressato, Rocha recupera il pallone, Rocha! Che gol! La qualità di Raul Rocha, tocco delicatissimo, tocco dolcissimo, il poker del Lido di Ostia, 4-2. Cabeza in mezzo, Salas cicca il pallone, poi Parrell accorcia le distanze con il mancino, -1 Mantova. In mezzo per Cutrupi, 5-3 per il Lido di Ostia. Lo aveva promesso Cutrupi, questa partita faccio gol, così è stato, è venuto a darci la mano, 5-3 per il Lido, nono gol in campionato per il numero 10. Di Ponto con le mani per Cutrupi, arriva la sirena, il Lido di Ostia batte per 5-3 il Mantova e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato.